Un vero successo il 2-3 novembre per la prima edizione della Bibione Sandstorm, gara italiana della Coppa del Mondo FIM Sand Race e la Night Race, che vanno in archivio con la soddisfazione dei piloti e degli addetti ai lavori per un evento che è stato un vero e proprio bagno di folla, con alcune decine di migliaia di persone ad assistere all'evento di Bibione. Nella gara mondiale, dopo la vittoria della prima giornata, il britannico Todd Kellett su Yamaha si ripete anche la domenica, prendendo il comando nel corso del primo giro senza più lasciarlo. Secondo gradino del podio per il belga Jantel Martens su Fantic, che ha sfruttato la strategia azzeccata del rifornimento per superare la coppia francese formata da Jérémy Jacquet e Valentin Mondelot, entrambi su Yamaha. Battaglia accesa anche nella femminile con la belga Amadine Verstappen su Yamaha, che sabato vince senza problemi davanti alla 6 volte campionessa del mondo di motocross Chiara Fontanesi su Gas Gas, ma la campionessa azzurra mette in luce il suo talento e determinazione la domenica, dove con la vittoria ormai in pugno è costretta al ritiro per un problema tecnico ad appena mezzo giro dal termine della gara. Nella competizione riservata ai piloti con licenze nazionali ha visto le vittorie del siciliano Simone D'Agata su Squarna nella Master 1, Andrea Gava del Motoclub Bibione su Beta nella Master 3 ed il pordenonese Alessandro Ruoso su Yamaha nella Master 4. Nella gara di Coppa del Mondo riservata ai quad, dominio incontrastato per il transalpino Kevin Rochereau su Honda. Il francese domina gli avversari in entrambe le giornate. La gara nazionale dei quad viene conquistata da Nicolò Roagna davanti a Simone Mastronardi, entrambi su Yamaha. Terzo il francese Kevin Emerit. Grande attrazione per il pubblico di Bibione l'esibizione di motocross freestyle di Vagno De Rei Dabut, con l'immancabile spazio alla mototerapia. Va in archivio un fine settimana straordinario per il Motoclub Bibione. La squadra del presidente Max Zamparo sta già pensando a come bissare il successo anche nel 2025, quando la Sand Race ritornerà come campionato del mondo. Alessandro Ruoso, a Bibione anche te, c'è qualche preparazione per il futuro? Allora, stiamo ancora lavorando, adesso sia sullo sviluppo, vedremo alla gara chi andrà, perché io rientro da un piccolo infortunio, stiamo recuperando, però la moto oggi si è comportata molto bene, dura, però sono contento. Certo, è una moto molto pesante rispetto a tanti tuoi avversari, però ti sei distinto tra le bicilindriche. Sì, dalle bicilindriche abbiamo vinto, è andata molto bene. Soffri i 100 kg che abbiamo in più, ogni tanto li soffriamo, però sul rettilineo diciamo ancora le nostre, quindi... Tanto pubblico, un'occasione anche per metterti in mostra, in considerazione chissà di quello che farai, perché siamo sempre attenti alla tua evoluzione come pilota. Infatti, aspettando Africa Corei e Dakar, questa è una gara ottima, oltretutto un'organizzazione da sogno, perché io che corro spesso fuori dall'Italia, il livello di questo evento è veramente, non ha niente da invidiare all'estero, quindi speriamo di ritrovarci qui il prossimo anno. Una giornata direi fantastica. Come ne avevamo parlato, Marco, Dio Giove ci ha assistito e ringraziamo, perché una manifestazione del genere, se non c'è il tempo non perfetto ma bello, ha un valore diverso. Comunque grazie a tutto questo, un afflusso di gente meraviglioso, piloti sono tutti felici, si sono divertiti, non si è fatto male nessuno, meglio di così non possiamo dire altro. Alto livello anche per quanto riguarda i protagonisti sulla sabbia, i primi 15 facevano un altro sport. Sì, facevano un altro sport, lo confermo, io questo sport l'ho fatto, non sarei neanche lontanamente in grado di avvicinarmi, comunque è veramente pazzesco. Sole, pubblico e le componenti ci sono state tutte per fare una gara memorabile. Sì, le componenti sono molto importanti, infatti vediamo un pubblico eccezionale, i piloti danno il tocco, la ciliegina sulla torta, quindi la giornata spettacolare e noi non siamo contenti di più. Qual è il pensiero tuo quando li hai visti correre effettivamente, galleggiare sulla sabbia a velocità incredibili? Peccato non essere insieme a loro, oggi e gli altri giorni abbiamo dovuto organizzare tutto e mi sarebbe piaciuto essere in mezzo, perché anche io partecipo alle gare e è emozionante, soprattutto i primi, un altro mondo. Le ragazze si sono comportate molto bene, le nostre ragazze italiane, anche le straniere, siamo contentissimi. Guarda, devo veramente fare i complimenti al Motoclub Bibione, a tutto lo staff dell'organizzazione, perché è una gara strepitosa, prima volta che si disputa in Italia un evento così, che
sai benissimo che noi organizziamo il Super Mare Cross da 20 anni, però ci mancava un evento di questo tipo sulla falsariga del Touquet di queste gare. Bella, sono emozionato fin dalla partenza, un'ora e mezzo a tavoletta, grandi complimenti ai piloti italiani che hanno partecipato, soprattutto a Chiara Fontanesi e al vincitore del Super Mare Cross D'Agata, che ha fatto una strepitosa gara anche lui, questa prima esperienza, bravi tutti. E poi da lunedì già pensare cosa fare per il prossimo anno, già riconfermata gara mondiale, molto probabilmente sarà un campionato del mondo, non una Coppa del Mondo. Ma io me lo auguro perché ci sono tutti presupposti per una gara mondiale. Ho sentito gli apprezzamenti anche da parte della federazione internazionale che ieri in giuria li ha espressi e non era ancora iniziata la gara. È un evento che è difficile anche organizzarlo perché circa 3,5 km andata e ritorno, sono quasi 6,5 km di pista con tutto lo spiegamento di forze dei commissari, non si era mai visto. Bello. Faccio veramente complimenti al Motoclub Bibione e sono contento di far parte di questo gruppo organizzativo, sono dei mesi che si lavora, ci ha aiutato anche il tempo, grazie. La Bibione Sandstorm ha proposto un'altra sfida, quella in notturna della Night Race, competizione a squadre di motocross sulla sabbia, con un numeroso pubblico che ha affollato il tratto di spiaggia di fronte a Piazzale Zenit. Successo finale dell'Albatros Team con Kevin Quass, Federico Cicchini, Marco Della Libera ed Andrea Cescon. Seconda posizione per il Team FF Racing che schierava Emanuele Daneluzzi, Mike Bettin, Thomas Sagrestano e Liam Bettin, tutti e quattro del Motoclub Sabbia d'Oro. Terzo gradino del podio per NSM Racing Team con Matteo Pavoni, Lorenzo Sivilotti, Enrico Babuin e Jacopo Del Conte. Nella finale individuale supercampione successo per il bresciano Matteo Pavoni su squadra 3,54 tempi. L'ex campione del mondo junior di enduro ha preceduto l'isontino Tommaso Murgut del Motoclub Medeot, vincitore nel 2023, secondo con la piccola Gas Gas 125. Completa il podio al terzo posto Kevin Quass del Motoclub Albatros al rientro dopo diversi mesi di digiuno dalle gare. Matteo, un successo di fronte a tanto pubblico. Sì dai, è la mia prima volta qua, mi sono divertito, c'è una marea di gente, è sempre bellissimo correre davanti a un pubblico del genere. Speriamo di aver fatto spettacolo, ci siamo divertiti e speriamo di tornarci anche l'anno prossimo. Cosa sapevi di questa Night Race? Una gara su sabbia classica, però tanto pubblico, tanto spettacolo. Ma io sapevo che c'era una gara, però non mi immaginavo un evento del genere, sono stato sorpreso e quindi davvero contento di essere qua, di essermi divertito e di aver fatto divertire tutti.